Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Subivo le botte e stavo zitta. Sicilia 24 parla Lucia, vittima di un marito violento. I ricordi dolorosi risalgono a 40 anni fa, quando non se ne parlava e non si denunciava. Messina ha erogato per la prima volta il microcredito di Libertà, è destinato alle donne maltrattate. Resta il mistero sulla morte di Alfio Torrisi alle Bahamas. La moglie del falegname di Giarre nel Catanese, che lavorava su una nave da crociera, invoca la verità. Abbandonati, sedati e bloccati a letto. Finisce l'incubo degli anziani ospiti di una casa di riposo a Caltanissetta. 4 gli arresti, sequestrata la struttura. Corse di cavalli, clandestine e colpi di pistola dei fantini incappucciati. La denuncia di un animalista che dice intervenire per fermare questo criminale business milionario. Catania, via libera ai lavori per la pista ciclabile in via Domenico Tempio. Previsti 2 mesi di disagi, attivo un piano viario alternativo per fronteggiare l'emergenza. Tensione al Comune di Palermo dopo la bocciatura dell'adesione al Gay Pride di giugno. Intanto si insedia la nuova giunta comunale. Calcio, Catania allo snodo cruciale, la trasferta di Taranto e il ritorno di Coppa con il Rimini, 2 sfide decisive per la stagione dei rossazzurri. Bentrovati, era un demonio, era capace di tutto, subivo le botte e stavo zitta. È una delle dichiarazioni forti di una donna, la chiameremo Lucia, vittima di un marito violento, pensate ben 40 anni fa. Oggi si sente parlare di femminicidio in TV, ripete la donna. Potevo essere io una di queste vittime, l'ha intervistata per noi Desiree Ferlito. Un demonio capace a tutto. E mi stavo zitta, credimi Daisy. Lo guardavo in silenzio, subivo le botte, non ci sapevo rispondere perché mi ammazza questo. E mi stavo zitta. Lucia è l'ex vittima di un marito violento, oggi donna libera. Ci siamo conosciuti da ragazzini, era il mio primo fidanzatino ed ero felice. I soprusi iniziano 40 anni fa, quando ancora si parlava poco di violenza sulle donne, quando lasciare un marito voleva dire disonore per la famiglia. Una volta questa cosa non c'era. Non era come i tempi di oggi, che tu non stai bene con una persona, la lasci, te ne vai. Allora non c'era questa usanza. Una storia di disperazione e dolore, perché Lucia il dolore di quelle botte lo sente ancora addosso e scoppia in lacrime più volte durante il suo racconto. Oggi mi pento del mio carattere perché ho subito sempre. Lucia oggi sente parlare di violenza contro le donne in TV e ha trovato il coraggio di raccontare la sua storia dopo molto tempo. Se qualcuno mi avesse aiutata sarei riuscita a lasciarlo prima e invece ho pensato che l'unica via di fuga fosse ucciderlo prima che uccidesse me. Io avevo la paura di dormire la notte quando lui rientrava e quindi stavo sempre allerta perché avevo paura, diciamo, che sa questo che ci prende e mi può uccidere, quindi stavo sveglia. Lucia ha trovato poi con l'aiuto della sua famiglia il coraggio di fuggire da quella casa, ma i segni di quella violenza li porta ancora addosso. Addirittura una volta, mi ricordo, mi ha ammazzato, ma sai che vuol dire? Ho perso, penso, no, io non ci vedo, no, sono invalida. Nonostante le promesse di quell'uomo violento che però non cambiava mai. Poi mi faceva, io cambio, te lo giuro, ti lascio libera, quello che tu vuoi fare, fai. Oggi Lucia è una donna di esperienza e vuole lanciare un messaggio a chi non trova il coraggio di cercare aiuto. Non tacere. Dirlo direttamente a un genitore, a qualcuno, oppure alle forze dell'ordine, denunciare. A Messina è stato erogato per la prima volta il microcredito di Libertà. Una donna vittima di violenza le consentirà un riscatto sociale. Il servizio di Francesco Triolo.
Cambia la qualità della vita perché finalmente si potrà permettere delle aggiustature, aggiustatine alla casa, una stanza più dignitosa per i propri figli, potrà finalmente avere delle comodità e dei diritti a una vita qualitativamente decente, perché praticamente fino ad oggi non aveva mai potuto accedere a questo né lei né i propri figli per questi problemi economici che conseguenti direttamente alle violenze subite e anche ai problemi economici che gli aveva lasciato il compagno. La possibilità di riscattarsi socialmente ed economicamente, questo è l'obiettivo del microcredito di libertà, strumento finanziario voluto dal governo per l'emancipazione economica delle donne che hanno subito violenza. Per la prima volta il microcredito di libertà è stato erogato a Messina ad una donna seguita dal centro antiviolenze Valuna, che ha provveduto ad avviare le procedure previste dall'ente nazionale del microcredito, e grazie a Salvo Pappalardo, vice direttore referente del servizio microcredito della Caritas diocesana di Catania, la donna ha ottenuto questo finanziamento. La speranza è quella che adesso possa trovare un'attività lavorativa stabile, perché fino ad ora ha attivato un tirocinio formativo, stiamo cercando di attivarle un altro tirocinio, ma speriamo che nel breve periodo possa trovare un'attività in cui impegnarsi con continuità, perché la signora ha tante capacità e quindi speriamo che diventi autonoma, ma questo sicuramente ha dato una grande spinta alla sua autostima e alla sua voglia ancora di, emanciparsi ancora di più da questa situazione di violenza. Le somme ottenute saranno utilizzate per garantire ai figli della vittima un ambiente di vita più confortevole e fare fronte ai debiti accumulati in seguito all'allontanamento dell'ex compagno, autore della violenza. Noi speriamo che sia questo il primo di tanti altri finanziamenti a disposizione delle donne che o presenti all'interno dei centri antiviolenza o delle strutture di accoglienza, di emergenza o case rifugio, che possano finalmente ottenere degli aiuti concreti per uscire e rendersi autonome e indipendenti per se stesse e anche per i figli con cui sono all'interno delle strutture. Torniamo sulla storia del falegname di Giarre, nel catanese, morto dopo 2 giorni di lavoro su una nave da crociera alle Bahamas. A parlare adesso forte e chiaro, chiedendo la verità su cosa sia accaduto al marito, è la moglie. Il servizio. Ma noi fino ad oggi non sappiamo come è morto mio marito e vogliamo sapere anche perché è stata messa giornali e segatura dentro il corpo di mio marito. Cioè voglio sapere che... Io voglio gli organi di mio marito e voglio anche la cartella clinica, voglio anche l'autopsia che hanno eseguito, cioè tutto il referto che hanno eseguito là. Giusy Kundari non si arrende e chiede verità per suo marito, Alfio Torrisi, morto il 14 ottobre del 2023 al suo secondo giorno di lavoro sulla nave da crociera Carnival ormeggiata alle Bahamas. Era stato assunto come falegname. Mio marito è partito per andare a lavorare, per guadagnare qualcosa in più. Mio marito ha sempre lavorato e noi siamo persone umili e si vive di quello che c'è. Non era la prima volta che partiva. L'uomo viene stroncato da un malore dopo ore sotto il sole al primo piano del ponte della nave. Il soccorso non è stato subito, l'infermeria di bordo era chiusa, il medico non era presente lì subito. Nel frattempo mio marito si sentiva sempre più, cioè era svenuto, così mi hanno detto, e sempre più aveva questi tremori. Mio marito doveva essere trasportato con l'elisoccorso a Miami, negli Stati Uniti, nell'ospedale, ma non è avvenuto mai. I legali Berretta e Fiumefreddo hanno già fatto richiesta dei vetrini e delle analisi che sarebbero state effettuate nell'ospedale delle Bahamas, ma ancora nessuna risposta. Perché non li hanno mandati? Perché non li mandano? Cioè cosa stanno aspettando? Non sappiamo ancora di che cosa è morto.
E adesso andiamo a Caltanissetta, grazie alle figlie, le 2 figlie di un'anziana ricoverata presso una casa di riposo, si è giunti, grazie appunto a questa segnalazione, alla scoperta di una vera e propria casa di riposo degli orrori, una sorta di lager in cui gli anziani venivano sedati, intrappolati, lasciati nei loro letti con le sbarre di ferro e certamente insomma versavano in una grave condizione di vita all'interno. Sequestrata la struttura, 4 gli arresti. GR Italia. Una casa di riposo trasformata in un lager dove gli anziani vivevano abbandonati a loro stessi. Per questo motivo a Caltanissetta, con l'accusa di sequestro di persona, esercizio abusivo della professione sanitaria ed abbandono di incapaci nei confronti degli ospiti dell'RSA, i carabinieri hanno arrestato e posto ai domiciliari 4 residenti del posto, di cui 3 appartenenti allo stesso nucleo familiare. Dall'indagine partita nel giugno del 2023 è emerso che gli anziani, ospiti della casa di riposo, venivano quotidianamente abbandonati anche per diverse ore, nonostante le loro richieste di cura, e messi in una situazione di grave pericolo per la loro incolumità personale, senza adeguata assistenza, soprattutto notturna, all'interno della struttura. L'attività investigativa avrebbe anche accertato a carico di uno degli indagati una serie di comportamenti che integrerebbero la fattispecie di reato di sequestro di persona. L'uomo infatti avrebbe letteralmente rinchiuso, come se fosse una gabbia, un anziano paziente nel suo posto letto, utilizzando delle griglie di ferro, normalmente usate come barriere laterali, impedendogli così di spostarsi durante la notte. La casa di riposo sarebbe stata inoltre priva degli adeguati requisiti organizzativi e igienico-sanitari. Al suo interno c'erano servizi igienici mancanti di coperture, pochissimi bagni attrezzati per persone con disabilità e condizionatori non funzionanti. La struttura adesso è stata sequestrata per i necessari accertamenti e per una ispezione igienico-sanitaria. E adesso andiamo a 2 RSA del siracusano. Gli amministratori devono rispondere di omicidio colposo plurimo. Secondo la procura nel 2020 6 decessi e 23 contagi Covid si sarebbero potuti evitare. Sentiamo Francesco Aloi. Non avrebbero fatto nulla per evitare il contagio da Covid. È l'accusa che la Procura di Siracusa contesta agli amministratori di 2 RSA, di Augusta e Siracusa. A loro è arrivato l'avviso di conclusione indagini. Devono rispondere di omicidio colposo plurimo. 23 i contagi provocati dalla loro negligenza, 6 i decessi. Ed è stata la moglie di una delle vittime a presentare un esposto. Tutto risale al 2020. Era il 2 dicembre. Quando un'operatrice a Siracusa entra in contatto con un ospite positiva al virus. Nessuna comunicazione all'USCA e 2 giorni dopo va a lavorare nell'altra residenza, quella di Augusta. Secondo chi indaga, quindi, contagi e vittime si sarebbero potuti evitare. Bastava mettere in isolamento l'operatrice entrata a contatto con il virus e rispettare le regole. Adesso andiamo a Catania, vi mostriamo le immagini di una corsa di cavalli clandestina con annessi colpi di pistola dei fantini incappucciati. La denuncia arriva da un animalista attivista che dice che bisogna intervenire per fermare questo criminale business milionario. Sentiamo Giusy Lazzara. Corsa clandestina con tanto di colpi di pistola nelle strade extraurbane di Catania. Lo vediamo in questo filmato girato sul web, rimasto solo per poco tempo. La corsa con 2 calessi professionali guidati da driver incappucciati con passamontagna. In meno di un minuto vengono esplosi 5 colpi per almeno 3 volte. I cavalli poi sono seguiti da decine di scooter che in corsa incitano i fantini. Sappiamo perfettamente che dietro questi episodi criminali c'è purtroppo la zoomafia, la criminalità organizzata che sfrutta gli animali per un business milionario. È ora di smetterla di fare passerelle, è arrivato il momento di intervenire. Rizzi ha presentato una denuncia alla polizia di Catania, segnalando anche la presenza di stalle clandestine in pieno centro urbano di Catania. Catania, via libera ai lavori per la pista ciclabile in via Domenico Tempio. Previsti purtroppo 2 mesi di disagi, ma è già in vigore un piano alternativo per fronteggiare l'emergenza. Tonino De Mana. La pista ciclabile al centro, l'asfalto delle 2 carreggiate, il nuovo impianto di pubblica illuminazione ed il rinnovato look dei marciapiedi.
possono bastare per sopportare 2 mesi di disagi in via Domenico Tempio, strategico asse viario che collega il centro di Catania con la zona sud. Il sindaco trentino scommette sulla mobilità sostenibile e lo fa con un progetto coraggioso che richiede sforzo, organizzazione e qualche sacrificio. E sono già all'opera i mezzi che stanno scarificando la via Domenico Tempio, primo passo per gli interventi da effettuare al centro della carreggiata dove sorgerà la pista ciclabile. Un sacrificio necessario per raggiungere un grande risultato. I pali della pubblica illuminazione che al momento si trovano al centro della carreggiata verranno rimossi, ci saranno dei nuovi sistemi di illuminazione che verranno implementati ai margini della carreggiata sui marciapiedi tra l'altro che sono già completi. I lavori avranno un forte impatto sulla viabilità in un tratto già caotico e per questo motivo si stanno adottando le misure necessarie per alleviare i disagi. Già transennata, come vedete, una parte di via Plebiscito che dovrà sopportare il traffico da e per il centro. L'obiettivo è renderla più scorrevole e bypassare le vie Tempio e Cristoforo Colombo utilizzando anche la via Playa in modo da raggiungere Faro Biscari. In alternativa si consiglia l'utilizzo dell'asse attrezzato con imbocco da Viale Indipendenza, mentre bus e taxi potranno transitare dal porto ma solo in direzione sud-centro. Intanto il comune accelera anche sul restyling della zona industriale dove sono previsti interventi per il rifacimento della pavimentazione di strade e marciapiedi e l'installazione di altre 197 telecamere. Si lavora quindi sulla sicurezza stradale e non solo in un distretto produttivo che da solo riesce a sviluppare il 15% del prodotto interno lordo dell'intera Sicilia. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco, andremo a Palermo dove è tensione al comune dopo il no all'appoggio del Gay Pride di giugno. Sale la tensione al comune di Palermo e questo dopo la bocciatura del Consiglio Comunale all'adesione al Gay Pride di giugno. Dopo un decennio si interrompe dunque una tradizione diciamo di unione tra l'amministrazione della città e il Palermo Pride. La scelta avviene proprio nelle ore in cui si insedia la nuova giunta comunale. Manlio Viola. E scontro in Consiglio Comunale dopo il no ad un ordine del giorno sul Gay Pride di Palermo. Nelle battute finali della lunga notte di venerdì scorso, nella quale è stato approvato il regolamento per la Movida, l'Aula ha infatti bocciato un ordine del giorno relativo all'adesione del Comune al festival che si tiene solitamente a giugno di ogni anno. Una scelta di campo precisa che interrompe anni di adesione della città di Palermo all'evento. In una nota congiunta gli esponenti Dem, Rosario Arcoleo, Teresa Piccione, Fabio Giambrone e Giuseppe Lupo hanno contestato la decisione di Sala Martorana, sottolineando come il no sia un passo indietro sul fronte dei diritti. La polemica esplode mentre il sindaco mette nero su bianco la nuova composizione della giunta in queste ore. Esce infatti la vice sindaco dimissionaria Carolina Varchi, sostituita come assessore da Brigida Laimo, anche lei di Fratelli d'Italia, mentre il ruolo di vice sindaco va a un altro assessore in carica, Giampiero Cannella, anche lui meloniano. Ed è proprio l'ormai ex vice sindaco ma deputato di Fratelli d'Italia Carolina Varchi a rispondere duro al PD. L'ordine del giorno sul Gay Pride presentato in Consiglio Comunale è sbagliato, dice, sia nel contenuto che nella forma. Bene ha fatto la maggioranza a bocciarlo. Il sostegno a un evento così divisivo, aggiunge, non può che essere di natura personale e non può investire un intero ente che dovrebbe tenere conto delle diverse sensibilità della cittadinanza di cui il Consiglio Comunale, che ha bocciato l'ordine del giorno, è espressione. Una dichiarazione che spegne anche eventuali polemiche interne alla maggioranza in vista dell'adesione invece al Pride da parte del sindaco Roberto Lagalla, che già lo scorso anno aveva partecipato, sia pure in modo sobrio rispetto al suo predecessore Luca Orlando, alla sfilata del Pride. E restiamo a Palermo, in particolare a Brancaccio. Le priorità sono altre e non l'asilo nido. È il messaggio che alcuni politici palermitani hanno dato al centro Padre Nostro fondato dal martire Don Pino Puglisi. Ancora un no, infatti, per l'asilo in uno dei quartieri più difficili della città. Marco Gullà. Un asilo che non sa da fa. Le necessità sono altre, ci sono altre emergenze su Brancaccio e la risposta che alcuni consiglieri comunali di Palermo e dirigenti del municipio hanno dato a Maurizio Artale, presidente del centro Padre Nostro, che da anni lotta per far sorgere nel quartiere di Padre Puglisi un asilo nido. I 3 milioni di euro stanziati nel 2019 sono andati in perenzione, quindi niente più asilo a Brancaccio, non vi sarà più quel servizio per la prima infanzia, altissime in questo caso le responsabilità politiche.
Ferma in seconda commissione all'urbanistica l'approvazione della variante al piano regolatorio per la costruzione dell'asilo nido di Brancaccio. Io penso che dalla dichiarazione che ho letto oggi sui giornali ci sia questo senso di politichese corretto che non aiuta a niente e a nessuno. Bisogna porre fine a questo rimpallo di responsabilità. E secondo il centro Padre Nostro, le responsabilità sono solamente della politica palermitana, poco interessata a regalare un asilo in un quartiere dai tanti disagi e con un'alta percentuale di criminalità. Io sono stato disponibile a qualsiasi confronto. Il 22 di gennaio ho mandato un'email al Presidente della seconda commissione chiedendo di essere audito per diramare tutti i dubbi che potevano sorgere sulla costruzione di questo asilo nido. Perché forse meglio di chiunque altro in 30 anni di gestione del centro Padre Nostro posso diramare tutti i dubbi. Quindi ancora ad oggi non mi hanno risposto. Nel terreno dove dovrebbe sorgere l'asilo al momento c'è una discarica abusiva, uno dei tanti paradossi sociali e politici. Tempo, dopo l'anticipo di primavera, torna il maltempo e allerta gialla in tutta l'isola, ma l'Etna rimane ancora senza neve. Nel fine settimana però le temperature saliranno nuovamente. Francesco Aloi. Li indossiamo e li mettiamo da parte ad intermittenza. Giubbotto e sciarpe in Sicilia servono a fasi alterne. L'anticipo di primavera fino a qualche giorno fa. Adesso il tempo ci ricorda che siamo in inverno. Stiamo vivendo una stagione invernale decisamente sottotono sulla Sicilia, contesto climatico che è stato quasi sempre mite e secco, con pochissime precipitazioni. Tutta la Sicilia è colorata di giallo, un livello di allerta basso, quanto basta però per portare nuvoloni e pioggia. In queste ore sta transitando una onesta perturbazione, un modesto impulso instabile, che porta qualche precipitazione e anche qualche nevicata a quote superiori ai 1500-1800 metri. Nonostante tutto, però, questo sembra essere un inverno nero per l'Etna, e non solo, in senso figurato. Poca neve anche in montagna alle alte quote, l'Etna che è rimasto quasi sempre spoglio di neve. Da San Giovanni Licuti ad Ortigia, lo scorso weekend c'era chi è andato al mare. Pazzia per qualcuno, normalità per qualcun altro più temerario. Il meteo di adesso però non lo permette. In alcune zone dell'isola è previsto anche il vento. Ancora qualche giorno comunque, poi ritornerà la primavera di febbraio. Nel weekend arriverà un'altra perturbazione, ma anche in questo caso non in un contesto climatico molto freddo, infatti avremo comunque una ventilazione prevalente di scirocco, quindi le temperature si mantengono abbastanza miti. 7 sataniche, istruzione per riti esoterici, santoni che promettono benessere e di scacciare il male. I messaggi corrono veloci sul web e l'orrore di Altavilla Milicia, con una donna e 2 suoi figli assassinati con un rito per scacciare il diavolo, riaccendono i riflettori su questi fenomeni e impone delle riflessioni per non cadere in certe trappole. Se ne parlerà a Sicilia 24 Focus alle 14.30, ospiti di Adelaide Barbagallo, il sociologo Francesco Pira e la psicologa e psicoterapeuta Serena Guzzardi. I vostri messaggi potranno arrivare al 342 7455 005, l'appuntamento alle 14.30 su Telecolor in streaming sulla siciliaweb.it. Ci fermiamo ancora e poi ci occupiamo di calcio con il Catania. Il calcio in chiusura di telegiornale con il Catania che si gode la vittoria con la Juve Stabia, ma pensa al futuro. Taranto e Rimini sono le prossime 2 tappe per capire se i rossazzurri potranno dare una svolta alla loro stagione. Marco Carli. E adesso vietato guardare al passato. A rammarico di quello che poteva essere non è stato, perché la partita con la Juve Stabia, che ha rilanciato il Catania, ha dimostrato che i rossazzurri non sono da seconda metà della classifica, come finora però è stato. Il passato, errori compresi, non si cancella, ma adesso contano realmente il lavoro e il futuro. In vista di Taranto, match mai banale per i tifosi del Catania, e soprattutto in vista del ritorno con il Rimini in Coppa Italia, la partita che può indirizzare la parte decisiva della stagione, rappresentando una scorciatoia verso i play-off che partirebbero, qualora i rossazzurri incrociassero il Padova in finale, direttamente dalla fase nazionale. La partita con la Juve Stabia ha dimostrato che il Catania gioca meglio quando di testa è più libero. È successo anche nel secondo tempo con la Casertana, quando l'espulsione di Sturaro ha rappresentato quasi una leva per giocare senza condizionamenti.
L'avvento del mental coach Eugenio Vassalle, già in rosso-azzurro nella stagione 2017-2018, in passato anche in B con Ascoli e Ternana, ha e avrà certamente il suo peso, così come il ritorno a pieno regime di Di Carmine e Zammarini, il rientro di Sturaro dalla squalifica, epidemia permettendo con il Taranto Lucarelli avrà qualche possibilità superiore di scelta. Rizzo intanto ha risolto consensualmente il contratto. Il tecnico valuterà anche in funzione del doppio impegno ravvicinato se la sfida in Puglia è importante, quella con Rimini è decisiva. Anche questo avrà il suo peso in una settimana intera di lavoro, una novità per un Catania ultimamente abituato a giocare ogni 3 giorni. Con questo servizio si chiude, Sicilia 24, vi lascio tra poco con Adelaide Barbagallo e il focus di approfondimento di oggi. Vi ricordo il prossimo appuntamento con il nostro telegiornale alle 19. A tutti buon pomeriggio.